Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Il segretario io diciamo Borja, D'Urso, Alessandra, Giuseppe, Comicio Giovanni, Marchesano Rocco, Barbara Riccardo, Filippo, Lorenza, Massera Listo, Gonzalo Andrea, Capiotto Giacomo, Minolo Carlo, Ponte Giovanna, Sede Giustificata, Antonio Luca e Ferraro Marino. Presente. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, ci sono interrogazioni e interpellanze. Allora, passiamo la parola alle risposte. Vice Sindaco. Rispondo all'interpellanza
Non è casato, ma comunque è fatto allora, per la richiesta di risposta del Consiglio Comunale rispetto all'accesso agli atti presentati dalla 2 del 4 del 2017, vista la nostra richiesta di accesso agli atti presentati dalla 2 del 4 del 2017, che viene chiedere quali incarichi relativi alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento del progetto fossero stati affidati a professionisti esterni dell'amministrazione, tenuto conto della vostra risposta ricevuta all'Entopec, considerato su un elenco totale di 13 lavori, 5 sono stati affidati esternamente, valutato che l'importo generale sugli incarichi esterni è stato di 28.748,93 euro di risulta, tenuto conto inoltre che i suscitati costi e quelli sostenuti per l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente dei impegni inerenti alla gestione dei cantieri fanno superare la cifra di 30.000 euro totale, letto infine le determine 107 del numero 47 del 74 del 81-82 di assegnazione degli incarichi, si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno condotto l'amministrazione a esternalizzare gli incarichi, come mai tali incarichi sono stati assegnati con un atteggiamento diretto, come mai non sia stata una offerta. Prima domanda, quali siano le ragioni che hanno condotto l'amministrazione ad esternalizzare gli incarichi? L'organico comunale non è sufficiente a garantire la progettazione e l'esecuzione di tutti gli interventi posti in essere nell'amministrazione comunale. La circostanza si rende ancora più evidente in quanto, successivamente alla riorganizzazione dei settori tecnici del comune, sono state implementate le competenze del settore tecnico in materia di ottenimento di finanziamenti. Fatto rilevare che per ogni lavoro pubblico la vigente disciplina prevede obbligatoriamente l'indicazione delle seguenti funzioni: RUP, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in sede e di esecuzione, riciclo, lavoratore statico, quindi dicevo, per ogni lavoro pubblico, la disciplina prevede l'obbligatoriamente l'indicazione delle seguenti funzioni: il responsabile unico del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione, e il collaboratore statico dei casi previsti. Così. Diverse di queste funzioni non possono essere svolte dal medesimo soggetto. Ciò può comportare quindi la necessità di dover affidare alcuni lavori a soggetti esterni all'amministrazione comunale. Come mai tali incarichi sono stati affidati direttamente? I 5 incarichi citati ricadono tutti al di sotto della soglia di 40.000 euro e pertanto affidati in forma diretta come statuito dal decreto legislativo 50 del 2016. L'Italia di un'equità numero 1 emanata dalla ANAC con delibera 14/9/2016. Si precisa tuttavia che gli importi sono stati dedotti come previsto dalle norme in materia, passando dalle tabelle di cui al decreto ministeriale del 2016 e poi sottoposte a trattativa di negoziazione al ribasso dei singoli professionisti interpretati. Come mai non vi sia stata una rotazione degli affidamenti? I 5 affidamenti di cui si tiene conto sono stati affidati a 4 tecnici operanti nel territorio. Pertanto, alla luce delle rispettive professionalità dimostrate, la situazione di non sarà rispettata. Tenuto conto delle opere pubbliche da gestire, parlato dalla presente, in carenza di un elenco fornitore di servizi di ingegneria e architettura approvato e gestito da un apposito regolamento, si opererà come fatto sinora contattando sulla base del tipo di opere da condurre i professionisti operanti nel territorio ed in possesso delle dovute abilitazioni. Sono interventi. Consigliere Interno. Grazie Presidente. Grazie al Presidente Commesso che ha risposto. Io resto perplesso sull'organico comunale non sufficiente, sulla prima cosa che ha citato relativo alla riorganizzazione comunale. Resto perplesso perché nel mio accesso agli atti
risorse umane interne all'amministrazione siano in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, nonché c'è da ricevere. E mi fu risposto da questo cessariato così, testualmente leggo: le figure professionali che rivestono ruoli di gestione all'interno di tale ufficio, quanto dotate dei requisiti professionali richiesti dalla norma vigente, sono il dirigente Giannino, il vice capo settore Peretto, il perito industriale Battistone, e a partire dal 1 aprile 2017 l'architetto Giulio Giovanni Torelli. Le risorse indicate l'architetto Torelletto è in possesso a partire dall'aprile 17 dell'abilitazione per il ruolo responsabile della sicurezza che parte di progettazione e implementazione nel senso che l'articolo oggettivo 31 seguenti. Ecco, a me pare che esistano altre figure professionali all'interno dell'amministrazione capaci, cioè un tipo di idonei capaci a fare il responsabile della sicurezza. Come sempre stato una storia. Io ho fatto assessore qualche anno, ho vissuto esperienza dell'amministratore e ricordo quasi mai, se non per casi puntuali e precisi, la direzione esterna come pensa a venire ricoperta interamente dagli uffici, questo vuole essere ricoperta dagli uffici un problema che tante persone che ci sono all'interno dell'amministrazione. Se io accesso agli atti chiedo quali siano le risorse umane interne all'amministrazione che sono in possesso dei requisiti, mi si risponde solo per 4 persone, mi domando che fine abbiano fatto. Ad esempio, inizio la Zarin, l'architetto Candelo, che sono Passarello, scusate, per non ricordo, che sono praticamente figure dell'amministrazione che hanno i titoli capaci poter dire al direttore del corpo responsabile della sicurezza e tutto quello che è stato assegnato esternamente per un valore di 28.000 euro. Ma mi preme fare anche un'altra considerazione. Io che vengo dal mondo della consulenza privata, mi è capitato di gestire e di parlare assieme a imprenditori che soprattutto alla società di capitali, alle quali era stato chiesto, ai nuovi amministratori delegati, era stato chiesto di riorganizzare l'azienda. L'azienda che aveva prima una vocazione trasversale di incarichi, per cui il dirigente vedeva iniziare un progetto e lo portava a conclusione fino alla fine, quindi passava tutti gli step in maniera trasversale. In queste aziende c'è stato qualcuno che ha pensato di riorganizzare l'azienda in una verticistica verticale, che porta poi a un verticismo inevitabile, cioè per settore, per categoria, per ambito. Questa cosa evidentemente in alcune aziende può funzionare, e funziona, soprattutto nell'ambito relativo funziona. In altre aziende invece si scopre e si sa che è una perdita di denaro. Perché? Perché se l'imprenditore, se la proprietà di questa SPA, la SRL, ha affidato a un amministratore delegato un compito di riorganizzazione aziendale, si deve collare 30.000 euro circa di costi in più alla fine della partita. La proprietà domanda all'amministratore delegato, dice: che hai fatto? Qual è la ragione ultima? La ragione ultima, probabilmente io, in questo caso, sputarmi, la vedo in una funzione, come dire, di blindatura.
passare le informazioni da un ufficio all'altro. L'organizzazione aziendale che blocca il passaggio di conoscenza, per cui chi inizia un'attività alla fine non riesce a vederla finire perché non è più lui il responsabile, ma sono altri responsabili. Inevitabilmente mi pare che il paragone possa essere calzante, perché in questo caso le figure come Lazzarini o Passariello, scusate, che potevano avere, che hanno da portare potenzialità per gestire anche il passaggio ultimo, quello della direzione dei lavori e dell'ordinamento della sicurezza, visto che nei piccoli non credo siano stati nemmeno interpellati, e questo ha causato un danno per l'amministrazione locale di 32 anni. Sì, consigliere Antelmo, io la ringrazio per la lezione, ma le ricordo che c'è molta differenza tra gestire un'azienda privata e gestire un'azienda pubblica. La redistribuzione dei compiti, sicuro che non c'è nessuno che non ha niente da fare, anzi, poi lei non tiene conto anche di un altro fattore, cioè della quantità di lavori che ci sono assentati, che vogliamo fare e che siamo chiamati a presentare, a scrivere le gare, i bandi, eccetera, eccetera. Solo una breve lista dei lavori che abbiamo messo in cantiere in questi mesi. Il dopo di Sanetana, il palazzetto dello sport, il sole delle batterie di Loboni, il comune del capoluogo, i lavori di sistemazione di via Pompei, i lavori di realizzazione dell'arena fissa di Porto Santa Margherita, la realizzazione della struttura per il ritorno di imbarcazione storica, i lavori di sistemazione di via Scirocco, lo spostamento della realizzazione della casa di riposo, la pensilina della scuola corso di via della Meridiana, il più interno, il campetto comunale, la messa a norma del campetto comunale, l'intervento di ambientalità abitativa, il cappotto RP di via del Rombo, la fornitura e la posa della copertura del sito della scuola elementare, i lavori di sistemazione delle strade marciapiedi, la via Travica, Bosco, via Alte, dove impianti di illuminazione di via terra, rotatorio di motosecchi e palestra stazione esterna. Sono una quantità di lavori con tutta la buona volontà devono necessariamente, soprattutto nei lavori specialistici, essere affidati a personalità esterne di cui non abbiamo professionalità. È chiaro che possiamo sempre migliorare nella distribuzione dei compiti, questo sì. Siamo usciti da una vera e propria rivoluzione nella gestione del personale, per cui sicuramente alcune cose abbiamo migliorate, sicuramente abbiamo trovato delle difficoltà, però insomma, noi pensiamo che questi soldi finalmente non siano stati via e non fossero neanche in qualche modo si potessero risparmiare, perché tante sono le competenze, le state per il lavoro, ci sono 4-5 figure che devono essere necessariamente individuate, che comunque non ci sarebbero all'interno del personale del comune. Credo che sia stata fatta, sia stata rispettata il principio di rotazione e che per fortuna insomma, questi lavori stanno andando avanti, sono stati realizzati, saranno realizzati e basta. Noi davanti così, ci sono altri mezzi sicuramente migliori che si possono applicare nelle industrie private, questo sono sicuro, perché qui ci si muove sempre in mezzo a una burocrazia che lega continuamente la parte da voi per questi infiniti quindi non credo che siano 100.000 euro regalati, quelli non si è espresso, ma praticamente si è capito tutto, sono carichi sanitari che richiamati. Grazie. Sindaco. Consigliere Antelmo. Sì, grazie. Allora, sì, la questione Vice Sindaco non è di regalare o di dare incarichi Caio Sinfonio, non sono state utilizzate tutte le risorse che c'erano. Ha fatto due nomi e mi piacerebbe sapere se lei è in grado di affermare che Lazzarini e Passariello
due figure professionali che da anni conoscono bene la struttura e hanno tutto il know-how capace di affrontare, vuol dire, grandi cose, ben più grandi del taglio dei vini di Pompei, va bene, perché pare che sia una cosa veramente cavole di un livello molto basso, mi fa un esempio, cioè, abbiamo, storicamente Carli ha fatto dei lavori pubblici notevoli, e ha fatto avere delle opere, capacità di bilancio probabilmente anche diverse, e avere delle opere in piedi che facevano frenare i polsi moltissime amministrazioni. Noi abbiamo affrontato tutte le questioni senza mai dare in affidamento esterno una direzione di lavoro. Mi permetta di sentire quindi quello che lei afferma, perché le risorse umane all'interno dell'amministrazione ci sono, e come se ci sono. E come se ci sono. Mi permette di fare un'altra considerazione che dopo vediamo. In tutti gli incarichi che avete fatto, io sono qui, è uno che mi lascia un po' perplesso, io non so, le domando, allora, cioè, la ragione per cui voi avete affidato gli incarichi si traduce in queste due linee. Vista la necessità si richiede disponibilità all'architetto di Gardi, agli architetti ingegneri, vista la necessità si richiede la disponibilità. Io resto veramente perplesso, perché la nostra amministrazione per fortuna ha sempre avuto queste figure. Non fruire di queste capacità, di questa capacità che c'è all'interno di queste risorse è veramente uno spreco. Dopo, vista la necessità, si richiede la disponibilità, tranne che per l'architetto Zamboni, al quale avete assegnato un lavoro di oltre 11.000 euro, se non ricordo male, tra il quale voi stessi avete chiamato questo architetto, quindi adesso sia, ma la domanda è, ma prima di affidare a questo architetto questi 11.000 euro, ne avete sentito, avete chiesto altri preventivi, avete chiesto 5-6 preventivi? Poi solo avete chiamato voi a fare questa cosa. Io credo che sia, anche non sono capito di ricordare, poi adesso le cose sono anche cambiate. Storicamente si chiedevano sempre 5-6 preventivi a professionisti capaci di darci un paragone. Mentre qua non parrebbe esserci stato. Io proprio, quindi forse lo avete fatto, ma non lo vedo, quindi mi piacerebbe capire se è così. Grazie Antonio, un breve replica, dice signor. Mi dovete da chiedere, perché non mi viene per niente in mente, quali sono le grandi opere che le amministrazioni precedenti hanno fatto senza la necessità di dare incarichi esterni. E poi, se mi fa questo esempio, un anno fa noi facevamo una richiesta di 5, dite che lo facevate anche voi semplicemente, è una cosa che si fa normalmente, non c'è niente, sotto soglia si può fare, è questione di praticità. Spesso un lavoro che supera i 200.000 euro si tende a rispettarlo per evitare che superi la soglia comunitaria, altrimenti le procedure sono infinite e non si arriva più. Si agisce come ci è preparato a fare sostanzialmente. Io non capisco ho capito che quando tre volte voi avete fatto 4 campanili di tavola, non lo so che opere avete fatto, ce n'erano un quarto di quelle che stiamo facendo noi adesso. Cosa vi suppone? Se Enzo Lazzarini a Passarello hanno i ruoli che indica per Enzo Lazzarini, quello che so, se non lo so, a parte che è una questione che riguarda il personale, quindi non le so rispondere, ma evidentemente è incaricato a fare altre cose e quindi se non facciamo fare a Lazzarini le cose che sta facendo adesso, le dobbiamo dare in gara e il risultato è lo stesso. No. Se uno è impegnato a tempo pieno, è il tempo pieno che ha a disposizione. Se i lavori che necessitano superano il tempo pieno di tutti quanti, evidentemente bisogna portare in determinati momenti, quando ci sono lavori che sono importanti da fare e numerosi da fare, bisogna portarsi sempre pieno, c'è niente da fare. Mi permetta
valutazioni sulle persone non possono essere fatte in pubblico. Quindi lei chiede, mi pare di capire, chiede le valutazioni sulle persone se sono in grado di fare o di non fare. Quindi mi permetto di fare questa osservazione. Scuso Presidente, non volevo essere indiscreto, tuttavia ricordo che avete quindi domandato a tutte le figure che hanno il titolo, nell'organizzazione del titolo del fatto, avete domandato di farla questa... Consigliere, abbiamo citato secondo una legge, va bene? Basta, Non avete domandato? sì che abbiamo domandato, abbiamo detto. Dove è necessario domandare abbiamo fatto, dove non è necessario dobbiamo fare lo stesso. Avete fatto la domanda per 3-4, avete dato direttamente 16.000 euro. Questo affidamento che ho fatto ufficio non è che il politico sceglie di fare più non dare, forse questo si riteneva lei, noi non lo facciamo. Va bene, quindi è fatto l'ufficio non se ne fa. Sono altri interventi? Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, quindi quello che si riesce a evidenziare è che sostanzialmente a seguito della riorganizzazione del personale emergono delle difficoltà che non permettono più che ci sia una gestione dall'inizio alla fine per quanto riguarda la progettualità. Il progetto nasce in un ufficio e muore seguito da un altro ufficio. Questo è l'effetto di quello che è stato la rivisitazione dell'organico professionale. Non solo questo, ma quindi invece di ottimizzare come forse prima si poteva fare attraverso le risorse interne, a seguito di questa riorganizzazione dell'organico emergono invece delle nuove problematiche che necessitano l'impiego di figure esterne. Questo è quello che abbiamo capito. Grazie, complimenti. Signor Sindaco, se vuole rispondere. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma francamente io rimango perplesso sia dell'intervento del consigliere interno che del capo Mignolo, perché invece Sindaco ha già risposto, stiamo facendo una polemica completamente inutile, dove si dice che secondo la vigente disciplina dobbiamo distinguere il ruolo del gruppo, di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore di sicurezza, come previsto di collaboratore statico, che spesso sono 5 figure che non possono essere accumulate nella stessa persona e quindi le dobbiamo dare a soggetti diversi. Il vice sindaco ha detto che in questi casi può capitare che questi incarichi debbano essere affidati all'esterno dell'amministrazione comunale. Nell'interpellanza si legge sono contestati 5 incarichi, tutti sotto soglia di 40.000 euro, quindi legalmente l'affidamento diretto, che sono stati esternalizzati secondo la vigente normativa. Io non capisco dov'è il problema, questa inutile polemica. Vuol dire che in questo caso, quando il dirigente ha fatto questa valutazione di esternalizzare gli incarichi, ha ritenuto di non avere nel proprio organico la possibilità di affidare tutti gli incarichi a soggetti all'interno di quello che è il personale di riferimento. Quindi ritengo completamente fuori luogo tutta la polemica che state facendo praticamente dall'opposizione. Però insomma, se dobbiamo fare polemica andiamo avanti con la polemica, se dobbiamo parlare invece di quello che dice la normativa, va bene quello che ha già risposto, non risposte sono il vice sindaco. Grazie Sindaco. Mignolo, vuole replicare. Grazie. Non per poter argomentare la polemica, ma nei ruoli che sono stati specificati dal vice sindaco e che non possono mai andare in sovrapposizione, lei ha giustamente non ha menzionato il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, perché qua non è in sovrapposizione con la figura per esempio del direttore dei lavori. Allora il consigliere interno sta specificamente alludendo a questo tipo di problematica che si è creata, non che un gruppo possa fare anche con l'altro, perché questo è ovvio, è banale. Allora qui non si vuole fare polemica, semplicemente
consigliere interno sta dicendo, ma se avete dentro l'amministrazione le risorse per poter gestire la sicurezza dei cantieri, che necessità c'è di esternalizzare questo tipo di lavoro? Adesso voi ci dite che questa cosa dipende, perché questo è stato detto, dalla riorganizzazione del settore, e ci dite che siccome sono tutte parti di lavoro, sostanzialmente i dirigenti hanno detto cosa dovrebbe esternalizzare la cosa. Ma non è questione di lo stiamo facendo in quello che è l'ambito legale, ma se magari anche altro si stesse facendo qualche cosa che va al di fuori della norma. Ma mi pare che il consigliere interno stesse proponendo un altro tipo di argomentazione, ma è veramente indispensabile e inutile per l'amministrazione esternalizzare questo tipo di lavori, o si poteva invece questi 30.000 euro che per carità non sono grandissime risorse da fare tesoro, ma questo più che altro, più che 30.000 euro in sé, ritengo ha rimosso il consigliere interno più che altro per il modo di operare, il modo di interpretare quelle che sono le risorse disponibili. Ecco, su cui grazie. Grazie Capogruppo, che ora non mi invito così tanto, l'hai fatto la risposta idonea. Dunque l'interpellanza non si limita a fare riferimento al coordinamento della sicurezza, ma chiede sia riguardo alla progettazione che riguardo alla direzione dei lavori che al coordinamento per la sicurezza, e su questo punto il vice sindaco ne ha risposto. Ma quello che è importante è che stiamo parlando di incarichi di 1 anno e mezzo di amministrazione dal 2016. Su 13 lavori che sono stati fatti, 5 sono stati affidati esternamente, cioè poco più di un terzo. Se andiamo a vedere gli incarichi affidati all'esterno prima della riforma di settembre del 2016, siamo percentuali ben diverse con maggiori incarichi esternalizzati. Allora di cosa stiamo parlando? Di niente, vuol dire che abbiamo fatto un'operazione migliore. Magari il consigliere non è d'accordo, come ho sentito, però la matematica ci dice che in precedenza alla riforma della revisione di settembre 2016 i incarichi esterni prima erano di più, oggi sono di meno. Andiamo a vedere e poi magari ne riprendiamo, d'accordo? Grazie. Ci sono altri interventi? Chiudiamo. Passiamo alla seconda risposta. L'interpellanza, do la parola